Un signore dai modi d'altri tempi, un pioniere nel comprendere che il commercio, senza eventi e manifestazioni, rischia di ripiegarsi su se stesso. Domenico Caffese, conosciuto da tutti come Nico, si è spento dopo aver convissuto con la malattia per diverso tempo. Il mondo del commercio di Lavagna lo piange oggi e lo ricorda per le intuizioni che hanno reso l'associazione commercianti e artigiani da lui promossa estremamente all'avanguardia nel dare vita alle estati comprese fra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Storico commerciante in tessuti, attività oggi tramandata alla figlia Marta, Caffese aveva promosso eventi e manifestazioni con apertura serale dei negozi in un tempo in cui questo genere di iniziative era ancora di là da venire per i colleghi delle città vicine. La famiglia Caffese è una storica famiglia di Lavagna. Lo zio è stato medico condotto per centinaia di famiglie, un altro zio è stato l'ultimo rettore del santuario di Nostra Signora del Carmine, prima che l'incarico venisse ricoperto di fatto dal parroco della Basilica di Santo Stefano. Uomo dai modi cortesi, ma deciso nel portare avanti ciò che credeva importante fare, ha sempre lavorato per il bene comune, sottolinea oggi la presidente dei commercianti Loredana Castagnino, spendendosi per iniziative che portassero beneficio a tutta la categoria e più in generale a tutta la città. È stato una guida per tanti negozianti e ha tracciato una strada che poi è stata percorsa per molti anni e continua anche oggi ad essere rivitalizzata, nonostante le difficoltà generali e particolari degli ultimi anni. Uomo dallo spirito forte, seguiva quello che accadeva anche quando gli acciacchi non gli consentivano di stare più in prima linea, cercando di darsi comunque da fare per ciò che la salute gli permetteva e non negandosi anche qualche sosta in negozio, dove manteneva la battuta pronta per i clienti che entravano, come fanno i commercianti, insomma, quelli testimoni di uno stile che non c'è più, perso nella spersonalizzazione degli acquisti e nella cancellazione del rapporto di fiducia reciproca fra venditore e cliente. E forse anche questo che gli amici oggi piangono insieme a lui.